Oggi abbiamo il piacere di avere a Radio ABM Giuliana Casagrande. Ben trovata. Grazie. Allora Giuliana, tu sei nata, ti do del tu intanto, Sì. ok? Tu sei nata a Belluno, ma vivi ormai da tanti anni in Austria. Ci racconti un po' la tua avventura, come mai sei finita in Austria? È lunga la storia, eh? Sì, perché mai avrei pensato di vivere all'estero e tantomeno in Austria, e soprattutto non avrei mai pensato di andare a vivere a Salisburgo. Ma a Salisburgo c'era la possibilità di studiare la pedagogia musicale che interessava a me, e quindi sono partita senza allo sbaraglio. Come fanno ancora oggi tanti giovani, Spesso, no? sì. Che vogliono realizzarsi in professioni che magari in Italia non sono ancora Possibile. tanto conosciute, non sono possibili. Ma tu lavori proprio in questo settore adesso? Nel frattempo ho fatto anche altre formazioni, ho fatto 4 anni di musicoterapia ad Assisi e poi ho fatto appunto la formazione di flauto dolce, e attualmente insegno solamente flauto dolce. Nelle scuole, Sì, quindi? sì, sì. E come ti trovi in Austria? Bene, Ti sei sentita accolta? molto, sì. Soprattutto un po' mi dispiaceva perché noi gli italiani non vengono visti proprio come stranieri in Austria, perché gli austriaci amano moltissimo la cultura italiana, vengono a fare la vacanza, per loro l'italiano non è un vero straniero. Cosa che invece si respira nei confronti di altri popoli, magari che vengono dall'est o dal sud, e questo un po' ci dispiaceva perché sembravamo un po' i prediletti, così. Però ci siamo sempre trovati molto bene, ben voluti. E questo è importante, trovare... Sì. Quindi è diventata la tua seconda patria, l'Austria. Sì, sì. Anche se ritorni, mi dicevi prima, volentieri anche a Belluno, no? Appena possiamo torniamo a Belluno. Tuo marito, tuo compagno è bellunese? Allora, mio marito non è bellunese, è sardo, però ci siamo conosciuti a Belluno perché i suoi genitori, cioè, si sono trasferiti nel 1990 a Belluno, e quindi ci siamo conosciuti qui. Quindi anche lui è bellunese ormai di adozione, no? Si sente a casa. Sì. Quindi voi tornate sempre, appena Sì, avete un attimo sì. di tempo. Non solo noi, ma anche i nostri figli, E questo è indipendentemente da importante. noi. Adesso. Mi dicevi che hai 5 figli? Sì. Sei bravissima, anzi, complimenti, perché non è facile barcamenarsi, lavorare, avere figli, tutte queste cose diventano... In Austria è possibile. Vedi, volevo arrivare a questo. In Austria forse le cose sono un po' diverse, Sì. no? Che in Italia, Sì. e su questo dobbiamo dirlo, perché per Triste, noi ma donne vero. diventa molto difficile Sì. riuscire a barcamenarci con i problemi familiari, con il lavoro, con la scuola, poi con tutte le altre attività che ci sono, perché i ragazzi oggi non è che sono i ragazzi di ieri che si incontravano in piazza e finita. No, oggi hanno bisogno di stimoli e bisogna darglieli anche a livello sportivo, no? Sì. E quindi per questo le mamme corrono a destra a manca, e se hai un aiuto sicuramente ben venga. Sì. Allora, raccontaci un po' di te. Tu hai scritto dei libri e degli Sì. audiolibri. Io volevo arrivare a questo perché li ho veramente visti per la prima volta oggi e sono rimasta incantata. Ci sono delle immagini meravigliose, quindi tu sei anche Grazie. grafica. Diciamo che mi piace fare molte cose. Mi piace fare quello che ho in testa, e non mi sono affidata ad un'illustratrice o un illustratore perché ho visto alcuni colleghi che l'hanno fatto e poi sono rimasti delusi perché le loro storie si sono trasformate in qualcosa che non era più loro, per dire. Basta affidare ad un illustratore che disegna in un modo, con una sensibilità diversa da quella che hai tu, che la certo. tua storia si trasforma in qualcosa Cambia di diverso. completamente anche proprio il senso della storia, con cui Sì. tu l'avevi visto con degli occhi, che poi viene Esatto. riportata con degli altri e non ti ritrovi. Quanti libri hai scritto ad oggi? Oddio. Parecchi. Sì. Sono parecchi. Non lo so. Ma il tuo ultimo libro è questo? No, questo è il primo. Questo è il primo, gli ultimi 2 sono questi, e poi ce n'è uno dedicato alle orfane dell'ospedale della Pietà, che è in cantiere, ha già da qualche anno e sta per uscire anche quello. Questi libri sono prettamente per bambini? Allora, i libri hanno vari strati, cioè varie chiavi di lettura, diciamo così, e sono
parlo ai bambini, cioè parlo agli adulti attraverso i bambini, si può dire, oppure parlo alla società intera in realtà, perché sono dei libri in cui la musica e l'arte, la cultura salvano, hanno sempre un risvolto positivo nei confronti della cultura, che al giorno d'oggi purtroppo viene spesso vista come una cosa inutile, e invece c'è il riscatto dell'artista in queste storie, in cui appunto l'intera comunità, se sono animali è un gruppo di animali, se sono persone sono un gruppo di persone, vengono salvate dalla bellezza della cultura, diciamo così. Mi piace l'idea che hai appena elencato, no? Perché hai detto i bambini ci salveranno. I bambini hanno uno sguardo diverso dal nostro. Noi siamo sempre con i piedi piantati per terra, realistici, perdiamo questo lato fanciullesco, questo modo di affrontare la vita in maniera diversa, pieni di entusiasmo, non hanno filtri, e bisognerebbe ogni tanto ritornare bambini. È difficile. Oppure non perdere questa percezione, perché in realtà vedono molto più chiaro degli adulti. Noi ci facciamo condizionare da un sistema che all'inizio, infatti nell'adolescenza spesso ci ribelliamo a questo sistema, e poi un po' alla volta ci incastriamo, ci adeguiamo, e non dovrebbe essere così, perché dovremmo sempre avere uno sguardo critico e vedere le cose non per forza nel modo convenzionale. Certo, purtroppo la vita poi ci porta, no, a seguire le tracce sbagliate, perché sono sbagliate. Invece bisognerebbe tenere sempre un angolo bambino, proprio come un eterno Peter Pan, no? Io dico sempre, sì. Sarebbe importante. Ma com'è nata questa passione per scrivere libri per bambini, che credo sia anche difficile, perché i bambini sono molto critici. Esigenti, certo, non è così semplice. Allora, diciamo, io nel 91 ho frequentato un corso estivo perché mi interessava la pedagogia musicale ad Assisi, e ho avuto questa folgorazione, ed è anche il motivo per cui poi sono andata a vivere in Austria, perché ho frequentato questo corso estivo di pedagogia ORF, di didattica musicale, e ho detto questo è quello che mi interessa della musica in particolare, e quindi mi sono preparata per 1 anno e mezzo, perché già ero al conservatorio a Castelfranco, e da lì sono partita proprio per la tangente, che volevo a tutti i costi andare in Austria a studiare pedagogia della musica e della danza. E quindi ho cominciato a prepararmi per l'esame d'ammissione, tra cui all'epoca era ancora obbligatorio l'esame del Goethe-Institut Mittelstufe 3, che al giorno d'oggi sarebbe come un B1, diciamo, come livello, perché altrimenti non mi avrebbero nemmeno permesso di fare l'esame d'ammissione se non avessi saputo la lingua. Oggi non è più così, cioè si può andare anche sapendo solo l'inglese. Poi ci sono state tutta una serie di difficoltà che ho trovato, non tra le ultime la difficoltà anche proprio tra amici e parenti, che hanno cercato fino all'ultimo di dissuadermi, perché sembrava veramente una pazzia lasciare il lavoro qui, lasciare tutto qui e andare lì dove non sapevo niente, non conoscevo nessuno, all'estero praticamente. E invece la motivazione era talmente grande che sono andata lo stesso, ho fatto questa formazione, tra l'altro crescendo un bambino dopo l'altro durante la formazione, perché nell'estate successiva ci siamo già sposati, e poi i bambini sono venuti uno dopo l'altro, e da lì ho imparato proprio questa base di pedagogia musicale, e ancora prima di finire il diploma avevo già un posto di lavoro. Quindi un po' alla volta l'idea era di ritornare in Italia poi, ma alla fine ci siamo fermati lì, perché abbiamo visto che le possibilità lavorative erano sicuramente più gratificanti, la possibilità di crescere 5 figli non l'avremmo avuta in Italia, almeno non in quel periodo, adesso non so come sia la situazione. E poi anche il fatto che lì avevo proprio la possibilità di fare il lavoro che mi piaceva, e all'inizio ogni anno facevamo lo spettacolo finale, e ho cominciato un po' alla volta a inventarmi io le storie perché non mi soddisfacevano quelle che trovavo. Io all'inizio magari prendevo dei libri così, certo. E poi un po' alla volta ho detto voglio proprio adeguare al gruppo che ho davanti, ai bambini come sono oggi, alle situazioni pedagogiche del momento, e quindi ho cominciato a inventare queste storie.
E anche adesso che non insegno più la pedagogia, cioè non insegno più la propedeutica, insegno solamente strumento, però ho tutte queste storie nel cassetto che sono almeno una trentina degli anni lavorativi passati, che un po' ogni anno diventano, esce una nuova storia, diciamo così. Certo, che bella questa cosa, no? I tuoi scritti nel cassetto che poi diventano concreti, diventano una cosa che possono aiutare anche i bambini a crescere in maniera sana, no? Però senza perdere di vista quello che dicevamo prima. Dobbiamo dire che è stata la tua scelta vincente, quindi andando in Austria, in baffo Sì, a però tutti. ho i collegamenti con Belluno e con l'Italia li ho tenuti sempre molto stretti, infatti anche le versioni dei canti, perché cerco sempre di fare anche le registrazioni con voci di bambini e con strumenti suonati dai bambini, e c'è quindi sempre una cooperazione con i vecchi colleghi o con i nuovi colleghi che ho conosciuto a Belluno. Infatti ad esempio la Nova Cantica, non so se la conosciate, l'abbiamo fondata noi nell'89 con Maria Silvia Roveri e Silvia De Toffel, e anche con altri colleghi, ad esempio con Luisa Nalato abbiamo dei contatti sempre, o con la direttrice del coro Radmila Visentin, con cui abbiamo appunto fatto le registrazioni, e per questo devo anche ringraziare Gianni Buacorona e Nelson Salton, prima di tutto, che ha registrato anche, entrambi hanno registrato i testi. E quindi c'è comunque sempre una collaborazione con Belluno e con l'Italia anche per la creazione di queste storie. Certo, che belli, poi sono meravigliosi. Quanto aiuta un bambino la musica? Quanto è importante? Io direi che subito dopo il pane diciamo che la musica dovrebbe essere una formazione culturale, in Austria si porta fino alla maturità. Da noi è un po' snobbata la musica. Io mi ricordo ancora i tempi della scuola, avevamo quest'ora che poi era goliardica, perché alla fine... E alle superiori spesso non si fa più, no, cosa che è tristissima. Anzi, io mi ricordo che quando ho deciso di fare musica non si poteva dire ai professori in classe, perché altrimenti pensavano che avrebbe portato via tempo di studio alle materie più importanti secondo loro, e quindi sì, non viene vista come un lavoro ancora, a volte si pensa sempre che sia una cosa da fare gratuitamente o per hobby. Fortunatamente a Belluno è nato il liceo musicale, no? Che accoglie questi ragazzi che finalmente hanno anche voglia di proporsi, magari diventeranno anche dei grandi musicisti, perché no? Poi io sono convinta che la musica serve anche da collante, no? Tra le varie culture. E questo è importante da dire, perché non servono tante parole, la musica unisce. È una lingua superiore. No, è vero, quindi mi ha sempre incuriosito le persone che proprio si dedicano a questa, perché prima era una passione, poi è diventato un lavoro, però non perdi mai di vista. La passione ci deve essere comunque, altrimenti non faresti questo lavoro, secondo me, che poi io non riesco mai a vederlo comunque come un lavoro, rimane comunque sempre una passione. E tu dicevi invece che in Austria la musica è tenuta, d'altronde è la patria anche di Mozart, no? Sì. E quindi forse, a parte che abbiamo dei grandi autori anche noi di musica del passato, però forse hanno puntato di più. Secondo me sì, la cultura e particolarmente la musica viene veramente ritenuta una materia tra le fondamentali, diciamo, molto molto importante anche nella formazione di base di tutti. Io non conosco un bambino in Austria che non abbia almeno per qualche anno suonato uno strumento. E poi se si riesce a dargli la passione è la cosa più bella. È importante anche insegnare a leggere la musica, no? Perché magari noi l'ascoltiamo però non sappiamo leggerla. Cioè, è uguale, no, nel senso che dipende dal tipo di musica, che se uno vuole fare jazz o musica popolare può anche... Dipende dal genere, ovviamente se si studia musica classica o musica antica è necessario, e anche decodificare, perché nella musica antica ci sono tante altre chiavi di lettura che nella musica moderna, anche nella notazione, non si trovano più, quindi bisogna anche riuscire
a riscovare i trattati, capire perché scrivevano la musica in un certo modo, cosa volevano, come si deve interpretare. È difficilissimo ovviamente, perché non è che possiamo telefonare a Pretorius o a Telemann o a Vivaldi e chiedere come si interpreta questa... Però qualche scritto lo hanno lasciato, qualche indicazione l'hanno lasciata. In base a queste piccole cose dobbiamo noi oggi ricostruire. Che non è facile, è un lavoraccio, però insomma credo che dia anche i suoi frutti, anche le sue soddisfazioni. E è affascinante. Certo, ti credo. Ascoltami, tu prima parlavi che a fine anno fate sempre dei saggi, no? E quanto accolgono i bambini questo? Cioè, deve essere una cosa meravigliosa all'interno della scuola assistere ai bambini che si propongono con tutto il bagaglio dell'anno scolastico. Già è una cosa che appunto abbiamo avviato a Belluno, i primi saggi finali, diciamo così, li facevamo appunto con la Nuova Cantica. È stato da lì che ho preso, era molto bello perché si coinvolgevano anche i genitori. C'era una mamma con la quale sono tuttora amica, che era colombiana e adesso vive in Svizzera, e ci siamo, anche perché appunto ho insegnato 15 anni anche in Svizzera al conservatorio, quindi siamo riuscite a mantenerci anche in contatto, e lei era una mamma stupenda che si chiama Liliana, e ha creato delle scenografie che erano qualcosa di meraviglioso, con una creatività incredibile. Quindi l'unione di varie culture è sempre stata anche a Belluno un grande arricchimento. È fondamentale, è fondamentale queste contaminazioni che poi danno dei risultati strepitosi. Io lo trovo sempre anche tutto questo, perché lei era colombiana, mi hai detto, sì. Poi è andata a abitare in Svizzera. Comunque il marito era originario di Belluno, hanno vissuto i bambini, i figli sono cresciuti a Belluno, quindi diciamo le radici c'erano. E da solo pochi anni che adesso vivono in Svizzera. I tuoi bambini che adesso sono ragazzi, sono adulti, come hanno affrontato tutto questo? Cioè loro le tue scelte le hanno condivise? Da piccoli sicuramente sì, poi da grandi hanno seguito le tue orme. C'è qualcuno che si è interessato all'ambito musicale, oppure hanno preso strade diverse? Allora per noi era importantissimo che facessero una formazione musicale di base, tutti sanno suonare uno strumento. Alcuni lo fanno ancora suonando in orchestre, suonando in vari quartetti o vari gruppi, e altri invece hanno preso completamente altre strade. Alcuni hanno fatto anche vari tipi di formazioni universitarie. Abbiamo il biologo, abbiamo il veterinario, abbiamo lo stesso veterinario che prima aveva fatto ingegneria civile, abbiamo quello che ogni figlio ha preso una strada diversa. Abbiamo quello che studia materiali e sostenibilità, quello che diciamo che in casa non vi fate mancare niente. No. vari indirizzi. Che bello, però la passione per la musica c'è stata, perché l'avete trasmessa, no? Quindi loro continuano a suonare i loro strumenti diversi, oppure tutti chitarra, pianoforte? Solo il primogenito ha scelto chitarra e pianoforte, e lui ha fatto addirittura una formazione come tecnico del suono, la sua prima. E dopodiché ha fatto invece un altro tipo di studio. Il master l'ha fatto in programmazione di software, e lui ha studiato chitarra e pianoforte, mentre il secondo il violoncello, il terzo viola, il quarto viola da gamba e contrabbasso, e il quinto pianoforte e viola. Ma quindi e violino. Hai avuto 5 maschi? Sì. Non l'avevo capito questo, l'ho capito adesso, che hai detto uno ha fatto, quindi ho detto sono tutti maschietti, neanche una femminuccia, no. Che magari poteva suonare l'arpa, che è uno dei miei strumenti preferiti, lo dico sempre. Non trovo nessuno che suona l'arpa, che mi incanta proprio vedere ste ragazze, le trovo così eteree, ti trasmettono. In Austria c'è molto forte anche l'arpa popolare ancora, cioè questi strumenti popolari si insegnano addirittura ancora nelle scuole di musica. Che bello. Oltre all'arpa classica, diciamo. È molto interessante. È bellissima questa cosa. Ritornando ai tuoi libri, se qualcuno fosse interessato, dove possono trovarli? Allora si può ordinare da me
per mail o in La vogliamo internet. la puoi lasciare? Sì, posso lasciarvi. Perché abbiamo un sacco di connazionali all'estero che magari sono molto interessati. Interessante. Sì, vi lascio il contatto. Sì. Se lo vuoi lasciare già in va bene. Allora, potete scrivere a me direttamente casagrande.giuliana@gmail.com e chiedere informazioni, poi vi posso mandare un po' di foto, video, informazioni sui libri, oppure c'è la pagina che però non è è un po' in lavorazione, che sarebbe è della Gimdo, è proprio molto basilare, che è appunto musicas.edition. Dovrei pensarci. Non importa, hai già dato l'altro che è fondamentale. Non me lo ricordo a memoria, comunque vi lascio il bigliettino. È una cosa molto bella questa, perché penso che questi libri possono essere indirizzati anche alle scuole, al mondo della scuola, no? Sì, facciamo spesso progetti con scuole materne, fino alla media addirittura. Quindi prendiamo queste palle al balzo, io dico sempre, anche perché sono veramente molto carini, molto belli, che insegnano qualcosa anche ai grandi, come dicevi giustamente tu. No, dobbiamo imparare questo. In cantiere stai preparando qualcosa? Sì, ovvero c'è appunto questo romanzo storico, ma per quanto riguarda invece i libri musicali illustrati c'è la storia di una bambina dell'ospedale della Pietà, quindi si chiama Amici, è la storia di una bambina che praticamente stringe un'amicizia con Vivaldi e è molto desiderosa di entrare in questa famosa stanza della musica, a differenza di tutti i libri che sono stati scritti su questo ospedale della Pietà. Io mi sono detta, non può essere soltanto qualcosa di negativo, il fatto che, è vero, erano orfane spesso e avevano un orario scolastico, diciamo così, molto molto rigido, dovevano imparare tante cose e avevano sicuramente non una vita facilissima, però il fatto che avessero così tante ore al giorno di musica e che potessero realizzarsi professionalmente dal punto di vista musicale, al punto da diventare la migliore orchestra d'Europa e al punto da diventare un punto di riferimento per l'educazione delle figlie dei ricchi, dei nobili di allora, che mandavano le loro figlie a formarsi lì, vuol dire che c'era anche qualcosa di positivo, e quindi il desiderio di questa bambina, che è ancora troppo piccola e non può ancora imparare uno strumento, e quando poi alla fine della storia riesce finalmente a raggiungere il suo sogno, diciamo, a realizzare il suo sogno, diventa la bambina più felice del mondo perché può finalmente entrare nella stanza della musica. Che bella, bellissima. Quindi un'altra prospettiva rispetto a quelle che ci propongono sempre su questi ospedali. Certo, è giusto perché hanno anche i loro lati positivi, no? Questo dobbiamo sempre dirlo. E il romanzo storico mi è un po' incuriosito, cioè di che cosa tratta? È un periodo molto ristretto del Medioevo, verso la fine del 1200, quindi ambientato subito dopo la morte di Manfredi di Sicilia, diciamo, quindi nel sud Italia, ma anche tra il nord e il sud Europa praticamente ambientato. Un periodo un po' buio, no? Di cambiamento. In questa storia sì, esatto. Certo. Però con risvolti anche appunto positivi. Ci mancherebbe, questo credo sia il tuo biglietto da visita, no? Portare sempre un lato positivo delle cose. Soprattutto appunto attraverso la musica, anche in quel caso. E ne abbiamo bisogno di questo, dobbiamo dirlo. Bene Giuliana, io chiudo qui la mia chiacchierata, però ti invito a ritornare quando usciranno queste tue nuove pubblicazioni, così magari ne parliamo. Grazie mille. Grazie per essere stata a Radio ABM. Grazie mille per l'invito.